Maria Teresa sta facendo un po' di maintenance, di manutenzione, di pulizia al camper e poi carichiamo anche l'acqua pulita per gli utilizzi vari. Ed eccoci qua. Dopo la veloce pulizia del camper, ci siamo dirette dal faro Les Mines Rouges alla Maison du Gouffre. Sto andando alla Maison du Gouffre, vediamo cosa c'è di interessante. Sicuramente sarà una cosa strana vedere una casa un tempo abitata, costruita tra due rocce, un po' come quella che abbiamo visto a Meneam, che era di fatto la casa dove vivevano i doganieri. Qui invece è una casa privata dove viveva una famiglia. Attualmente gli eredi dell'antico proprietario hanno deciso di vivere da un'altra parte. Ora andiamo a vederla più da vicino per capire esattamente com'è fatta. Casa tra le rocce, o Maison du Gouffre, o ancora Gouffre Castelmer, tanti nomi per indicare solo lei, una graziosa villetta che si trova ai bordi del mare nel piccolo paese di Plougrescant, che conta meno di 1400 abitanti, nel dipartimento di Côte d'Armor in Bretagna. Questa casa attira ogni anno molti turisti perché è considerata tra le costruzioni più strane esistenti al mondo, in quanto è stata costruita tra due enormi rocce di granito per proteggerla dalle tempeste violente tipiche del posto. La casa fu costruita nel 1861, quando i permessi di costruzione non esistevano. Oggi non sarebbe permesso costruire una casa in un simile luogo. C'è molto vento oggi, ma spero che possiate sentire ugualmente quello che sto dicendo. Ci sono sentieri dove si può camminare, passeggiare. Ma questa è la visione laterale della casa e se io giro un po' lì c'è l'oceano, che oggi è leggermente mosso, ma certo non è agitato come può arrivare ad essere un oceano. Direi comunque che da qui c'è un'ottima vista, le onde che si infrangono sugli scogli e là in fondo, esattamente lì, c'è la Maison du Gouffre. Siamo arrivati a Paimpol, un comune francese di circa 8.240 abitanti, situato nel dipartimento della Côte d'Armor in Bretagna. Visiteremo l'abbazia di Beauport, che si trova a pochi chilometri da Paimpol. L'ingresso dell'abbazia di Beauport è piuttosto particolare. Si vede un rudere, delle arcate laterali e nessun tetto. Praticamente dov'è l'abbazia.
Effettivamente ciò che appare sono i resti di un complesso architettonico molto articolato, che ha subito nel tempo molte modifiche e che dal 1992 è responsabilità del Conservatoire du Littoral, che si occupa del mantenimento. L'obiettivo in questi anni non è stato quello di ricostruire, ma bensì quello di mantenere ciò che è rimasto in buono stato e renderlo accessibile ai visitatori. L'abbazia venne voluta dal conte di Penthièvre Alain de Guillot nel 1202 e venne poi abitata e gestita dai monaci dell'ordine dei Premontais, con una missione pastorale, cioè una parte di essi viveva all'interno dell'abbazia ed una parte invece svolgeva attività di parroci nei vari paesi e villaggi circostanti. L'abbazia nel tempo ricevette varie donazioni e molte terre con i relativi privilegi di utilizzo, divenendo una vera signoria monastica. Lo splendore medievale declina però progressivamente fino al XVI secolo, per poi essere rilanciato da altri ordini monastici con altre varie attività fino al secolo XVIII, cioè all'inizio della Rivoluzione francese. Questo evento sociale, cioè la Rivoluzione francese, cambia moltissime cose in Francia e cambia anche, anzi interrompe direi completamente l'attività monastica dell'abbazia. Abbazia che invece viene progressivamente utilizzata come scuola, luogo di incontro sociale, gli ambienti del comune, una fattoria come sideria, fino al 1862 quando viene classificata come monumento nazionale. L'abbazia è circondata da 110 ettari di terre che sono tenute sia a boschi che a pascoli, ma ci sono anche paludi, brughiere, canneti, una parte di giardini e di meleti per la produzione del sidro e una parte di litorale. L'obiettivo, come per l'abbazia, l'obiettivo delle autorità regionali competenti è quello di mantenere la biodiversità in essa presente, tanto come mantenere le vestigia di questa abbazia che è stata un punto di riferimento del territorio in tutti questi secoli.